Un mese e mezzo fa circa, qui nel portone qui del nostro vicino, la stessa cosa, identica. Nuovo raid del piromane di San Parisio e non è escluso si tratti dello stesso che il 25 maggio incendiò l'ingresso dell'abitazione di uno dei titolari dell'osteria Muscolis, Fabio Tambarotto. Alle 4 di questa mattina le fiamme si sono levate alte all'esterno del locale Chimeia, sul lato che si affaccia proprio sulla piazzetta. Ingenti i danni sia al plateatico, che era stato cosparso di benzina e quindi incendiato, che agli infissi. Danni anche all'interno, alle cucine, tanto che il ristorante sarà costretto ad alcuni giorni di chiusura. I vigili del fuoco sono riusciti a evitare che le fiamme intaccassero l'abitazione accanto. Commercianti, residenti, gli stessi ambulanti che al mattino vendono frutta e verdura sono fortemente preoccupati. Mi fa male, tanto, perché sono persone, queste persone si vedono in giro, si sa anche chi è. Per fortuna il sindaco, tramite le telecamere, che hanno aperto le telecamere, sono riusciti anche a capire chi sono queste persone e purtroppo bisogna fermarle, non si può fare altro. Si ha anche paura, no? Ma tantissimo, ma tanto. Adesso stiamo analizzando con la polizia locale e con la questura le immagini della videosorveglianza per risalire al responsabile e spero che una volta per tutti venga fatta giustizia, nel senso che se confermati quelli che sono i sospetti, questa persona venga fermata, perché insomma, gli episodi e le denunce ormai cominciano ad essere davvero tante e la gente ha bisogno di avere fiducia nei confronti della giustizia, e la fiducia la si ottiene anche fermando questo tipo di episodi. Il sindaco si è recato sul posto di persona, le indagini della squadra mobile si concentrano su un cinquantenne trevigiano. È ora di mettere la parola fine a questi episodi. Se la persona che sembra essere sospettata è sempre la stessa, credo che un segnale forte da parte delle istituzioni ci voglia.